Buon inizio di settimana e ben ritrovati a Diffusion, la TV digitale dell'Emilia Romagna più giovane, innovativa e fresca che c'è. Iniziamo anche questa settimana con il nostro consueto appuntamento con la musica. Non siete curiosi di scoprire chi saranno gli ospiti di questa nostra puntata? Bene, ve lo dico subito perché non è il caso di farvi attendere più di tanto. Loro sono i 12 Corde e oggi ci fanno ascoltare un po' di folk rock. Un viaggio ci racconta di un'altra storia andata, di un giorno che è finito e di un altro che è già qua. Quando chiusa nel baule una canzone resterà tra la gente che ridendo se ne va. E seguo la mia via, e seguo il mio destino, e seguo il mio violino che come ogni sera con tre note e mezza pinta la magia vuol ripetere e nel ballo qualche cuore incanterà tra la gente che alla vita se ne va. Resta accesa quella luce che un giorno mi ha detto non resta che partire. Guarda in cielo c'è la stessa stella che ti dice che un viaggio aspetta già e un compagno è già pronto. La strada ci racconta di un'altra sera andata, di un'altra come tante, e un'altra arriverà a far vibrare una chitarra e a far sorridere due occhi come i tuoi già facevano anni fa. Non suono per due soldi e non canto per il pane, ma per questa vita che mi spinge un po' più in là. E se i tuoi occhi torneranno a sorridermi di nuovo, forse un senso tutto questo ce l'avrà. Tra la gente che distratta se ne va, resta accesa quella luce che un giorno mi ha detto non resta che partire. Guarda in cielo c'è la stessa stella che ti dice che un viaggio aspetta già e un compagno è già pronto. Un viaggio ci racconta di un altro giorno andato, di una storia che è finita e di un'altra che è già qua. Quando fuori dal baule una canzone resterà tra la gente che ballando se ne va. Hey! Resta accesa quella luce che un giorno mi ha detto non resta che partire. Guarda in cielo c'è la stessa stella che ti dice che un viaggio aspetta già e un compagno è già pronto.
Ciao Deborah, grazie della linea. Oggi ci troviamo al Mamma Mia Café in compagnia dei 12 Corde, in viaggio tra l'Irlanda e l'Emilia Romagna. Ciao a tutti, ciao Deborah, anche da parte nostra. 12 corde, immagino sia una cosa con calcolo matematico avanzato. Molto avanzato. Raccontaci. Niente, il progetto dei 12 corde nasce nel 2001, quindi insomma sono già passati un po' di anni, e nasce dall'unione di due musicisti argentani, ovvero me e il maestro Andrea Bandi, che abbiamo iniziato a suonare nei locali e a proporre cover in acustico. Principalmente si suonavano 2 chitarre e poi si cantava tutte e due, e quindi dalle 2 chitarre, 6 corde più 6, è abbastanza facile capire il perché siamo arrivati al nome 12 corde. Ma ora le corde sono Adesso molte le di più. corde, anzi adesso, dal 2005 a dire la verità, le corde sono aumentate, anche perché alle 2 chitarre abbiamo aggiunto il violino, la fisarmonica, basso e batteria, per cui Violino, insomma, fisarmonica, che maestro, suona il maestro Andrea Bandi, batteria, nome, che suona Fausto Gherardi, anche il cognome, dai. Sì, e basso che suona Claudio, benvenuti. Claudio, benissimo. benvenuti. Perfetto. Quindi voi venite principalmente da Argenta. Sì, veniamo quasi tutti da Argenta, o comunque zone limitrofe, perché ricordiamo che il nostro batterista fa parte della Libera Repubblica di Consandolo, mentre il nostro bassista ultimamente si è spostato a Mezzano e adesso abita là, quindi verso la Romagna. Però avete l'Irlanda nel cuore. Ma abbiamo da sempre l'Irlanda nel cuore, infatti lo si nota e si sente dalle nostre Lo si dalle sente nostre canzoni. e si fa fatica a stare fermi ascoltandovi. Cioè, Sì. è un complimento. Certo. Cioè, viene da ballare. Sì, i brani che avete sentito fanno abbastanza muovere quello che proviamo di far fare nei nostri concerti. Oggi si sposa Sabrina, evento internazionale, ma ad un illustre clochard come me, che in mano ha solo un giornale, resta una foto sbiadita del viso che il tempo si porterà, via dai miei sguardi impacciati là, sulle panchine di Place de l'Étoile. Quanti minuti in silenzio a immaginar la sua voce che mi diceva: ricorda clochard, Parigi serve a cambiare. Non vedrò più i suoi capelli, il suo profumo mai più sentirò. Chi vuoi che cambi uno come me? E allora se la via è per tutti, champagne. Oggi si sposa Sabrina, ormai mi devo rassegnare. Rimasto senza il mio amore, che cos'ho? Ho una bottiglia per brindare. Così rivedo il suo sguardo che mi incrociava, io timido là, nascosto nel mio cappotto. Ero già il re sognante di Place de l'Étoile. Ma ti ha mai detto che un pazzo d'amor non possa cambiare? Senza una lira anche il vecchio clochard oggi si deve sposare. Sistemerò i miei capelli, il mio profumo mai più sentirò, e festa e musica per il re. E allora vive la via per tutti, champagne.
oggi si sposa Sabrina, evento internazionale, ma voi invitati passate di qua al matrimonio del vecchio Clochard. E chi scrive i vostri brani? Guardo sempre te? Sì, poi magari insomma, Vi guardo tutti? possiamo aggiungere delle cose. Sì, nel nostro primo disco, che è del 2007, che si intitola Il Viaggio, i brani li abbiamo scritti a quattro mani, io e il maestro Andrea Bandi, mentre nell'ultimo disco, nella Carovana, che è del 2011, i brani li ho scritti tutti io, tranne una cover che abbiamo provato a inserire e riarrangiare alla nostra maniera, che è una cover di un cantautore degli anni 60 che si intitola Pino Masi, che si chiama Pino Masi, e la canzone si intitola Claudio Varalli. I vostri progetti futuri? Beh, intanto i nostri progetti quasi presenti. Insomma, stiamo cercando di suonare il più possibile in giro per quello che si riesce a fare nella nostra Italia e nella nostra Emilia Romagna. Però abbiamo diversi progetti paralleli, portiamo avanti il discorso del duo acustico, per cui appunto ci sentirete in giro anche in versione duo acustico. In versione originale 12 corde. Esatto. E in questa veste stiamo proprio in questi giorni accompagnando la parte musicale di uno spettacolo teatrale scritto dal regista e attore Romano Sgarzi, che si intitola Frammenti, un bellissimo spettacolo teatrale come tema sulla mafia e sulle legalità, nato in collaborazione con Ibu Italia, per cui insomma guardate, tenete d'occhio i giornali, insomma in provincia di Ferrara saremmo abbastanza presenti in questo spettacolo. E poi abbiamo un'altra cosa molto carina in progetto, che è quella di cantare, diciamo così, fare una piccola anteprima dello spettacolo di Giovanna Marini, che si terrà ad Argenta il 20 di novembre, e noi apriremo prima dello spettacolo, diciamo, un aperitivo anche lì in compagnia di Giovanna Marini, e noi l'accompagneremo in qualche suo brano. In un reading? Esatto, sì, un reading 20 novembre, 20 ad novembre Argenta. ad Argenta, in teatro ad Argenta. Allora, Roberto, ti faccio cedere il microfono al nostro maestro. Giustamente. Allora, maestro, perché io so che siete diplomati in conservatorio. Ma allora, Roberto è diplomato in clarinetto e io sono diplomato in contrabbasso. E come vedete non ci sono questi due strumenti, Fantastico. diciamo, sono gli unici, diciamo che non ci sono. Non ci sono, ma chissà, dalle 12 corde non si sa mai. L'Irlanda nel cuore, chi ce l'ha di più? Ricevo il microfono. L'Irlanda nel cuore, sì. È una cosa un po' strana, perché l'Irlanda è arrivata un attimo dopo, perché prima di arrivare all'Irlanda e quindi alla musica irlandese sono passato prima dai gruppi che hanno portato la musica irlandese in Italia. Ho incominciato diversi anni fa ad ascoltare Modern City Ramblers, Folk a Bestia, Banda Bardot, e da lì il passaggio ai gruppi irlandesi è stato immediato, per cui subito dopo ho scoperto l'Irlanda, sono stato più volte in Irlanda e non si può non rimanere affascinati dalla cultura, dalla musica, dal paese, esatto, e da quello che la gente si tramanda di secoli in secoli. Quel giorno la maestra diede il tema e ci dettò: che cosa fate quando siete a casa da soli? Così iniziai a scrivere, che è la mia passione, e accender luci, frigo, stereo e televisione. Mi
mi piace aver la casa accesa come Las Vegas. Ascolto il suono della doccia aperta che va, ma la maestra non era altrettanto entusiasta. Mi prende da una parte e mi parla così: mi dici qual è il titolo che dai a questo tema? Volevo intitolarlo Mi illumino di più. Sai che il nostro pianeta ha bisogno del tuo aiuto e mi rimanda al posto con il voto di meno. Mi illumino di meno, oh, oh, mi illumino di meno, oh, oh, io mi illumino di meno, oh, oh, basta poco, chiudi l'acqua, abbassa il fuoco, spegni la TV. Da allora anche la nostra casa splende un po' di più, tra cene colorate, tende a lume di candela. Respira la bolletta e respira la città. Uso la bicicletta e vado a piedi a far la spesa. Mi metto sul maglione, abbasso il termo ancora un po', poi canto una canzone e lascio spento l'hi-fi. Invece di un cartone ai nostri figli racconto di un tema intitolato Io mi illumino di meno, mi illumino di meno, oh, oh, mi illumino di meno, oh, oh, io mi illumino di meno, oh, oh, basta poco, chiudi l'acqua, abbassa il fuoco, spegni la TV. Mi illumino di meno, oh, oh, mi illumino di meno, oh, oh, io mi illumino di meno, oh, oh, basta poco, spegnina, chiudi le tende, brillerai di più. Invece di un cartone ai nostri figli racconto di un tema intitolato Io mi illumino di meno, mi illumino di meno, oh, oh, mi illumino di meno, oh, oh, io mi illumino di meno, oh, oh, basta poco, chiudi l'acqua, abbassa il fuoco, spegni la TV. Mi illumino di meno, oh, oh, mi illumino di meno, oh, oh, io mi illumino di meno, oh, basta poco, chiudi l'acqua, abbassa il fuoco, spegni, chiudi le tende, vai a piedi, sbrina, friga, abbassa il termo, mi illumino di meno. Mi illumino, mi illumino, mi illumino, mi illumino di meno, mi illumino, mi illumino, mi illumino, mi illumino di meno, mi illumino, mi illumino, mi illumino, mi illumino di meno. Grazie ragazzi, grazie ai 12 corde. Mi raccomando, intanto per adesso ricordiamo il vostro appuntamento il 20 novembre ad Argenta per un reading, esatto, con Giovanna Marini. E grazie a Deborah, salutiamo Deborah. Ciao! Grazie! Ciao ciao! E allora grazie Alice, grazie ai 12 corde. Questa prima puntata della settimana di Diffusion si chiude qui. Io vi ricordo però l'appuntamento di domani, come sempre parliamo di legalità. Tema di domani è privacy e pubblicità, quindi non perdete la puntata, io vi aspetto sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Ciao!